brevemente vi faccio vedere alcuni lavori, alcuni progetti che stiamo facendo all'IUAP nel laboratorio, nella laurea specialistica in architettura per la sostenibilità negli ultimi 3-4 anni. Quello che vedrete è il frutto di lavoro di un gruppo di docenti, anzi diversi gruppi di docenti nel corso degli anni, di diversi gruppi di assistenti e tutor e quindi di moltissimi studenti che hanno lavorato su questi temi. Una velocissima precisazione: sono anche cose che ci piace far vedere non perché sono soluzioni trovate e definitive, perché questi temi, come è stato detto benissimo fino adesso, sono molto complessi. Stiamo solo cercando di progettare concretamente brani, porzioni, pezzi di città per vedere quali sono le potenzialità, quanto è stato detto fino adesso, per vedere dove sono le potenzialità, perché è giusto costruire, è giusto migliorare la città, ma bisogna riuscire a individuare il come costruire e il dove costruire, in che modo, con un quadro di coerenza che permetta di raggiungere quegli obiettivi che ha benissimo definito sia Stefano Boazzo adesso, ma anche San Vito e la professoressa Vitalini prima. Quindi non abbiamo certezze. Voglio anche precisare che adesso noi qui stiamo presentando una serie di lavori, ma che l'IUAF, che è una fucina di progetti, produce tantissimi altri lavori. Ci sono tantissimi altri laboratori che lavorano su Venezia e che potrebbero far vedere altri lavori, quindi è semplicemente una carrellata flash per aiutarci a discutere su quanto abbiamo detto. Primo flash, la questione della scala. Ci sono, come è già stato detto, diverse questioni. La scala metropolitana è un problema, la scala della città è un altro problema. Alla scala della metropolitana sappiamo che c'è una grande opportunità, abbiamo lavorato un anno su questo. L'opportunità, a nostro modo di vedere, è costituita dal sistema, dalla rete del servizio metropolitano regionale. È un servizio di trasporto che dovrebbe allineare la nostra regione ai sistemi, diciamo, europei, tedeschi e francesi di tutte le grandi conurbazioni urbane, e che permetterebbe, a nostro avviso, di collegare questo territorio, creare una rete, creare un qualche cosa. Si è parlato prima amministrativamente di città metropolitana. La città metropolitana di fatto, dal punto di vista fisico, deve permettere che cosa? Deve permettere a una realtà molto variegata e molto complessa come il nostro territorio, tutta la terraferma circostante Venezia, di essere collegata, di poter essere collegato un luogo all'altro, per poter far sì che eccellenze storiche, così come nuovi servizi che vengono insediati, possono essere condivisi non solo da quella località piccola dove si trovano, ma condivisi attraverso un sistema di trasporto e di connessione molto facile da un territorio più ampio. Questa condivisione è una cosa che possiamo considerare l'idea della città-regione, della città metropolitana. Poter andare da Venezia Centro Storico a Bassano in 20 minuti anziché in un'ora e 20, come succede oggi, come succedeva alla fine dell'Ottocento, sicuramente modifica la qualità della vita non solo dei veneziani, ma di tutta una popolazione di circa 1,5 milioni, 2 milioni di abitanti, a seconda di quanto si intende allargare il sistema. Vi ricordo che questo servizio di trasporto dovrebbe collegare, messo a regime, 55 piccole località, piccole e medie città del Veneto, con una popolazione complessiva di circa 2 milioni di abitanti, tenendo anche conto che queste località potrebbero avere, a nostro avviso, questo era il progetto che abbiamo cercato di mettere a punto, proprio considerare queste fermate non come luoghi di interscambio, ma come luoghi di concentrazione di nuovi servizi, proprio perché, nostra fortuna, molte di quelle località sono anche dei piccoli gioielli storici, molto spesso preziosissimi, di grandi esempi di urbanità, anche se non di città molto grandi. La messa in rete di queste piccole eccellenze può costruire una galassia senza grandi modifiche del territorio in questi luoghi, in questi nodi, e questa è la cosa importante. Prima lo citava la professoressa Vitalini, in tutta Europa si lavora su questo,
Il costruire non va demonizzato, va individuato dove costruire nei pressi, nelle vicinanze, tante volte assolutamente in corrispondenza delle fermate di questo tipo di trasporto, permette di migliorare la vita dei cittadini e rendere assolutamente più connesso e utilizzabile per tutte le fasce di età, in tutte le condizioni. Pensiamo al tempo libero, al muoversi di notte senza pericoli, pensiamo alla movimentazione delle persone più anziane, potersi spostare da un posto all'altro e fruire di servizi, oltre che delle bellezze delle città storiche, in un modo molto più aperto, tra le altre anche economicamente vantaggioso e disponibile anche quando ci sono certi tipi di difficoltà, vuol dire creare un territorio innovativo, ma un territorio di qualità per appunto una cittadinanza molto ampia. Ragionando su Venezia, arriviamo a Venezia perché devo essere veloce, abbiamo fatto una serie di progetti abbastanza che abbiamo cercato di unificare tra di loro, usando come avendo un po' come guida questo protocollo europeo che è l'European Green Capital. L'Europa, pochi lo sanno, ma ha stabilito ormai da 5 anni questo criterio per aggiudicare ad ogni anno una specie di premio per le città che si creano lo sviluppo di quello buono, quello come il colesterolo buono, in maniera sostenibile, esattamente utilizzando, credo, le parole potrebbero essere quasi proprio riprese che diceva Stefano Boato, utilizzando il criterio del creare maggiore comfort e benessere per i propri cittadini. La sostenibilità non è altro che questo, se si intende bene. Allora abbiamo cercato di capire cosa poteva essere questo, vi faccio vedere delle slide velocissime solo perché dopo così possiamo parlarne e aprire il dialogo. Abbiamo cercato di interpretare, vedere, adesso è un po' piccolo, di capire cosa vuol dire per Venezia costruire senza nuove urbanizzazioni, costruire veramente senza consumo di suolo. Abbiamo anche scoperto che si può fare, perché ci sono tantissime possibilità, ci sono tantissime condizioni, abbiamo individuato delle aree specifiche su Marghera, le vedremo meglio tra poco, abbiamo anche individuato Tessera, ma attenzione, lo vedremo dopo, l'abbiamo chiamata Tessera Porto, non Tessera City, perché può esserci un ponte costruito che si affaccia sulla laguna. Abbiamo individuato la Marittima, sono i posti dove molti si soffermano molti ragionamenti, ma comunque abbiamo messo un bollino rosso anche, o arancione anche, sul centro storico, perché il ragionamento è che se si riesce a costruire in maniera coerente tutta una serie di nuove edificazioni di qualità che riprendono i valori della città storica, che sono i valori dello spazio civico, i valori dello spazio urbano come luogo di incontro, perché pedonale, perché senza pericoli e perché senza automobili, non inquinato, quei valori li possiamo riportare anche nelle zone di gronda, anche nelle zone limite, li possiamo parzialmente ricostruire a Marghera, a Tessera Porto, attenzione, non a Tessera City, in molti punti strategici, ma se facciamo questo allora possiamo anche immaginare che questa città comincia ad avere non solo quei poli assolutamente squilibrati di cui abbiamo sentito parlare prima, ma avere anche porzioni nuove, porzioni innovative e porzioni soprattutto complesse, perché tutto quello che pensiamo che oggi possa essere costruito, ripeto, in condizioni di situazioni aree già urbanizzate, non parliamo di un metro quadro di prati o di campi, potrebbero comprendere sia superfici per abitare, ma sempre anche contemporaneamente superfici per produrre, per commerciare, per produrre nel senso più lato del termine, perché oggi vuol dire capire cosa vuol dire la produzione. Noi crediamo che Marghera debba rimanere un luogo produttivo, ma dobbiamo capire di che produzione si tratterà nei prossimi 50 anni e pensiamo che la produzione che ci dovrà essere nei prossimi 50 anni sia compatibile con l'abitare, sia compatibile con il vivere. Viviamo in una città straordinaria che è questa, come anche tante altre città storiche, sia italiane che europee, ma forse questa è la più straordinaria di tutte, dove si è sempre convissuto con la produzione.
costruzione. Qui ci sono i cantieri navali, si abita a fianco a un falegname, a un cantiere, a uno squero, adesso sempre ahimè un po' meno, ma questa era la struttura di questa città. Questi valori possono essere ripresi nella città nuova se riusciamo a fare questo, individuando i luoghi giusti e individuando le modalità giuste. Questi meccanismi diventano l'ossigeno per ricreare attrattività di persone e di attività anche nel centro storico, che anziché essere sempre più marginale tornerebbe a essere il vero centro di questo sistema.